Buonasera e bentornati con l'informazione di Telefriuli. In apertura il Covid, l'emergenza sanitaria con l'aumento ancora una volta dei contagi e in particolare quello dei ricoverati. I pazienti in area Covid superano quota 200, il trend non si arresta, la zona gialla verrà confermata già a partire da lunedì 29 novembre, ma già si guarda anche a quella arancione. Eppure i dati sono più confortanti rispetto a un anno fa, i casi sono diminuiti del 30% nonostante i tamponi siano triplicati, i ricoverati sono diminuiti del 50%, i decessi addirittura del 70%. Andiamo a vedere il primo servizio della giornata. Salgono i contagi in Friuli Venezia Giulia, ma preoccupano ancora di più le incidenze dei ricoverati in terapia intensiva in area Covid, registrati altri 669 casi su quasi 26.000 tamponi. La percentuale di positività sui dispositivi molecolari si attesta al 7%. Salgono i pazienti in terapia intensiva che sono 26, mentre quelli in altri reparti fanno un ulteriore balzo in avanti, sfondando quota 200 arrivando a 206, 4 i decessi. Con questi numeri il Friuli Venezia Giulia entrerà in zona gialla automaticamente dal lunedì 29 novembre, ma già si guarda la zona arancione. Con questo trend, con 10 ricoverati al giorno, la regione si troverebbe in arancione a metà dicembre, il che vorrebbe dire, in base al decreto in essere, palestre, piscine, teatri e cinema chiusi e il ritorno del coprifuoco dalle 22 alle 5. Per questo motivo il governatore Fedriga chiede che questa penalizzazione non venga pagata dai cittadini vaccinati e ricaduta dalle aziende. Chiede anche più controlli al confine, dove Austria, che da lunedì per 10 giorni sarà in lockdown, Slovenia e Croazia sono ormai al collasso. Il governo dal canto suo starebbe valutando diverse soluzioni. Il Super Green Pass con limitazioni per i non vaccinati in caso di passaggio delle regioni già dalla fascia gialla, un anticipo dei richiami a 5 mesi e una riduzione della validità dello stesso certificato verde da 12 a 9 mesi. Nel frattempo la terza dose ha registrato proprio in Friuli Venezia Giulia un'impennata, passando dalle 14.000 della scorsa settimana alle 15.734 negli ultimi 7 giorni. Eppure, nonostante gli allarmismi, la situazione rispetto a un anno fa è nettamente migliorata. Il 20 novembre di un anno fa, infatti, la regione era in zona arancione e stava valutando eventuali zone rosse. I contagi avevano sfondato quota 1.000 al giorno e quel che è peggio, gli ospedalizzati erano oltre 500 e si contavano in un sol giorno 28 decessi. Oggi i ricoverati sono alla metà, le morti sono diminuite addirittura del 70%. In un anno, colori a parte, c'è un'arma in più e si chiama vaccino. Visto l'aggravamento della situazione epidemiologica, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha inviato oggi una lettera ai ministri dell'Interno, Lamorgese e alla Salute e Speranza per chiedere maggiori controlli al confine con la Slovenia, dove a fronte di una percentuale di vaccinati pari al 50% si registra un'impennata di casi, 1 ogni 2 persone che si sottopongono al tampone. Sono convinto, afferma il primo cittadino, che la misurazione della temperatura corporea e la verifica del Green Pass a chi si reca in Italia dall'estero rappresentino delle misure basilari di buonsenso a tutela di tutta la cittadinanza. Ziberna chiede anche di demandare alle singole regioni la facoltà di consentire l'accesso ai luoghi chiusi esclusivamente alla popolazione vaccinata e non semplicemente ai detentori di Green Pass. E oggi, anzi questa sera, un nuovo corteo Green Pass, no Green Pass a Udine. I manifestanti, poche centinaia, sono partiti da Piazzale Chiaveris alle 18 di questa sera, passando per Viale Volontari della Libertà, sempre scortati dalle forze dell'ordine, come vedete da questo video girato da un nostro telespettatore. La polizia monitora che i no pass rispettino il tragitto prestabilito senza attraversare il centro del capoluogo friulano, come stabilito dalla recente ordinanza prefettizia. Tra gli slogan urlati anche una new entry: Vienna chiama, Udine risponde. Parliamo ora di occupazione. Tante le aziende a caccia di lavoratori specializzati, una vera e propria emergenza in quest'ultimo anno che ha trovato riscontro anche alla Fiera del Lavoro Alig. Oggi al Teatro Nuovo di Udine una ottantina di aziende ha effettuato addirittura 800 colloqui in una sola giornata con altrettanti candidati. Il rettore dell'Ateneo friulano dice che chi si laurea da noi trova occupazione il più delle volte nell'arco di pochi mesi. Servizio di Daniele Paroni.
Marco Sartor è il presidente di ALIG, la Fiera del Lavoro. Di fatto le imprese incontrano i potenziali lavoratori, i potenziali candidati. Com'è andata oggi, Marco? Ma è andata molto bene, abbiamo avuto 72 aziende che hanno incontrato oltre 800 candidati, sono stati fatti alcuni migliaia di colloqui e le aziende sono molto soddisfatte. Ovviamente nei prossimi giorni sapremo anche quanti di questi incontri porteranno alla firma di un contratto di lavoro, però diciamo le premesse sono ottime. Marco, qual è la figura più ricercata? Allora, come sempre le figure più ricercate sono informatici e ingegneri, questo è un po' un leitmotiv di tutti gli eventi che abbiamo fatto finora, però la novità è che ormai statistici, matematici e anche laureati in economia e giurisprudenza hanno un mercato importante. Mai come in questo momento all'Università di Udine abbiamo tantissime offerte di lavoro e quindi siamo pronti a mettere in contatto domanda e offerta. Senta, percentualmente chi esce dalla vostra università in quanto tempo trova un'occupazione? Beh, qui dipende, ci sono settori in cui trovano sbocco, ahimè, durante il periodo di stage in azienda, vediamo informatici, una parte degli ingegneri, viticoltori in energia, però diciamo sono per alcune materie, soprattutto quelle tecnico-scientifiche, si va sulle lauree magistrali anche a periodi di 1 o 3 mesi, massimo 1 anno, però poi abbiamo percentuali fino a 3 anni dalla laurea in cui arriviamo anche al 90% di persone collocate nel mondo del lavoro. Diciamo che uno dei nostri vanti è di avere un'ottima percentuale di placement nelle varie classifiche italiane che vengono fatte, anche quelle dal Censis, e credo che molto sia merito anche di iniziative come questa di oggi. E nel 2020 a essere falcidiati dalla pandemia sono stati soprattutto i contratti a termine, quelli stagionali nel settore del commercio e della ristorazione, a dirlo i dati IRES. Sentiamoli. Dopo un quinquennio di crescita, nel 2020 il numero di lavoratori dipendenti nel settore privato del Friuli Venezia Giulia è diminuito rispetto all'anno precedente, un calo del 4% che fa passare da 303.500 occupati nel 2019 a 291.334. È l'effetto della crisi pandemica che si è abbattuta in particolare sui contratti a termine, mentre il blocco dei licenziamenti ha consentito di tutelare l'occupazione a tempo indeterminato. A evidenziare il dato è il ricercatore dell'IRES FVG, Alessandro Russo, che ha rielaborato dati INPS. Il periodo più critico tra aprile e maggio 2020, con un crollo del numero di lavoratori retribuiti dalle aziende private nella regione di quasi 43.000 assunti, meno 14,6% in un solo mese. A livello territoriale la provincia di Gorizia presenta la contrazione maggiore, che corrisponde a quasi il 10% in meno di giornate retribuite. Nei mesi successivi si è registrato un progressivo recupero che ha riportato l'occupazione più vicina ai livelli dell'anno precedente. I settori che hanno sofferto di più nel 2020 sono stati il commercio, gli alberghi e i ristoranti, a lungo gravati dalle pesanti restrizioni introdotte per contrastare l'epidemia. Le conseguenze negative della pandemia sono state inoltre più evidenti per la componente femminile e per gli under 30, meno 12,7%. Uno dei pochi comparti che ha registrato un aumento dell'occupazione e delle giornate retribuite dalle imprese è stato quello dell'assistenza sociale residenziale, che comprende le case di riposo per le persone anziane. Anche i servizi informatici, le attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti e la fabbricazione di prodotti farmaceutici hanno evidenziato delle dinamiche positive. Il Friuli Venezia Giulia è una regione che ha tutti gli elementi per essere infiltrata dalla criminalità organizzata. Negli anni abbiamo trovato gruppi di persone che hanno riciclato i loro proventi di attività illecita in attività del Friuli Venezia Giulia. Oggi non c'è una struttura organizzata che ha il controllo del territorio. In Friuli Venezia Giulia abbiamo infatti gli anticorpi, però dobbiamo conservarli. Ad affermarlo Giacomo Moroso, capo della direzione investigativa antimafia Friuli Venezia Giulia, a margine di un incontro su mafia anticorpi della consapevolezza oggi all'Università di Trieste. L'attenzione comunque rimane molto alta anche in vista dei fondi in arrivo con il PNRR. Sburocratizzare al più presto, questo è l'appello del presidente regionale delle Proloco Walter Pezzarini, che oggi ha presieduto gli stati generali a Tricesimo. Nel 2021 a causa della pandemia sono stati cancellati l'80% degli eventi. Sentiamo.
Presidente Pezzarini, dopo 2 anni di stop stati generali delle Proloco del Friuli Venezia Giulia, oggi ho un'ottantina i presenti, le chiedo quali sono gli obiettivi? Sì, come dicevi giustamente, dopo 2 anni di emergenza sanitaria e altri 2 prima ancora con le norme restrittive sulla sicurezza, safety e security che hanno messo in difficoltà diverse nostre associazioni. L'anno scorso l'80% degli eventi è stato annullato, quest'anno molte nostre associate hanno rivisto i loro progetti, i loro programmi, le loro iniziative, hanno rivisto i contenuti, molte sono in difficoltà, ci siamo chiesti cosa possiamo fare per ripartire, quindi una giornata di riflessione, di confronto per vedere come ripartire. Che cosa significa oggi nel 2021 fare Proloco nelle nostre comunità che sono disgregate, fare Proloco in una società dove sembra prevalere l'individualismo. Le Proloco fanno solo sagre, si occupano di cultura, di sociale, tutto questo è quello cui abbiamo discusso oggi, una giornata di studio, di riflessione per un documento che sarà portato poi al vaglio del Consiglio regionale per dare delle indicazioni univoche su tutto il territorio. Un momento importantissimo proprio per leggere e guardare avanti con serenità al futuro. Buone notizie per il settore della ricettività turistica, quindi parliamo soprattutto di alberghi. Entro fine anno verranno messi in campo 14 milioni di euro per l'ammodernamento di questo settore. L'annuncio arriva dall'assessore regionale alle attività produttive e turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, intervenuto al convegno su Progetto Rosazzo, una proposta di crescita e valorizzazione del territorio. Dobbiamo, afferma Bini, far capire agli imprenditori quanto è conveniente investire in Friuli Venezia Giulia sia dal punto di vista dell'accesso al credito con sviluppo impresa, sia per la disponibilità di risorse a fondo perduto. Questo ha ricordato Bini nel corso, ricordando anche l'importanza di Rosazzo come area ideale per un turismo slow, tipologia sempre più ricercata dai turisti, si è affiancata anche da un recupero del patrimonio edilizio esistente, dismesso o abbandonato. Il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, insieme a circa 1000 imprenditori agricoli, ha presentato atto di opposizione alla domanda di registrazione della menzione tradizionale croata Prosek pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea a tutela del Prosecco. Lo rende noto la maggiore organizzazione degli imprenditori agricoli dell'Unione Europea allo scadere del termine ultimo fissato dalla normativa per il ricorso il 22 novembre. La Croazia ha ora 60 giorni di tempo per le controdeduzioni. Obiettivo quello di tutelare un patrimonio del Made in Italy che alla fine dell'anno raggiungerà un valore di consumo di 2,5 miliardi di euro. A trainare questo record sui mercati esteri un sistema che abbraccia le 2 regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Salviamo le api, la flora e la fauna nell'alveo del Torre tra Pavia di Udine e Percotto. Questo è l'appello lanciato dagli apicoltori e da alcuni attivisti verdi attraverso una petizione online su change.org che ha già superato le 1100 firme. Sono infatti iniziati con grande sorpresa i lavori di disbosco sulle sponde del torrente e lunedì ci sarà la mobilitazione quando torneranno in azione motoseghe e ruspe. Sentiamo. Quello che vedete alle mie spalle è solo una minima parte di quello che vogliono tagliare in questo momento, per un progetto che risale a parecchi anni fa. In questa zona ci sono un sacco di specie vegetali e animali molto preziose per le api, per l'ambiente. Da tantissimi anni, una trentina almeno, non viene tolta ghiaia nel centro del torrente che si è alzato di tanti metri e noi da tanti anni come cittadini, come apicoltori, come agricoltori abbiamo segnalato alle nostre amministrazioni comunali che hanno riferito in regione e ancora niente è stato fatto e adesso vogliono tagliare ancora tantissimi metri dietro di questa grande catasta. Noi chiediamo un dialogo, vorremmo chiedere una perizia aggiornata a livello d'oggi e chiediamo una sospensione dei lavori per poterla fare perché ci teniamo alla tutela del bene di tutti. Il torrente deve essere messo in sicurezza e bisogna fare il possibile per preservare le sue ricchezze. Queste radici sono le nostre radici.
Dopo anni di attesa sono state eliminate le piante morte poste su un lato dell'argine che fiancheggia la Roggia di Udine nel tratto che attraversa Via del Maglio in zona Chiavris. Circa 30 gli alberi abbattuti, per lo più si trattava di salici compromessi da diverso tempo. Queste le immagini. L'eliminazione degli arbusti ha creato un po' di perplessità tra i residenti del quartiere, ma la scelta era ormai diventata inevitabile e obbligata. Come spiega il vice sindaco Loris Michelini, gli alberi erano ormai secchi, non più recuperabili. Sono stati tagliati una trentina di essenze arboree defunte, ma ne verranno ripiantate altrettanto non appena possibile, ha garantito il vice sindaco. Chiudiamo con la cerimonia di consegna di un defibrillatore al Comune di Udine da parte del Motoclub Morena. La strumentazione è stata affidata al sindaco Pietro Fontanini dalle mani del presidente Sergio Ammirati alla guida dello storico club motociclistico, una donazione che si è concretizzata grazie al lavoro di tanti volontari appassionati delle due ruote che ogni anno organizzano il raduno nazionale che ha come cuore pulsante Piazza Primo Maggio, ed è proprio in questa zona, all'esterno dell'ufficio turistico, che il defibrillatore verrà installato. Un luogo della città, come ricordato dal primo cittadino, che era affiancato dal vice Michelini e dagli assessori Falcone e Franza, nonché dal consigliere regionale Di Berte e dall'ex direttore regionale del 118 Carchietti, che registra molte presenze di cittadini e di turisti durante tutto l'anno. Ai presenti è stato rivolto l'invito a presentarsi al prossimo motoraduno che si svolgerà dal 24 al 26 giugno 2022. E questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata.